Mi sono accorta insomma che avevano spaccato il vetro e l'hanno tolto proprio, sono entrati e là mi sono un attimo fermata perché avevo paura che si fossero, ho detto magari mi hanno sentito entrare e si sono nascosti in casa. E niente, sono andata a vedere in casa, mi avevano rovesciato tutto, le robe fuori dagli armadi e tutto. Via Friuli a Lanzago di Silea battuta per l'ennesima volta dai ladri. La strada su cui si affacciano diversi condomini ai piedi della rampa che porta in tangenziale è stata nuovamente presa di mira in serata. Paola Della Valle, che abita al primo piano, rincasando intorno alle 10, si è trovata il vetro rotto e la casa a soqquadro. Però mi hanno rubato solo insomma, dei contanti che avevo e per fortuna non mi hanno rubato nient'altro, non hanno fatto danni, non hanno fatto. Però insomma del fatto che sono entrati in casa, mi hanno toccato tutto e comunque i contanti li hanno presi. Sono andata a fare denuncia ai carabinieri stamattina e così. So che sono venuti la settimana scorsa anche in un altro appartamento qua dello stesso condominio. È un periodo che qua in zona sì, sono. La stanno Sì, battendo. sì, stanno battendo la zona, insomma. A svaligiare l'abitazione di Paola potrebbero essere stati i due individui che un giovane che abita poche decine di metri più in là ha visto saltar fuori da dietro un cespuglio. Erano circa le 9, sono scappati su un terrazzino e quindi si sono dileguati. Il ragazzo, che rientrava in macchina, a quel punto ha chiamato i carabinieri, ma dei due più nulla. Difficile dire se avessero già colpito e si preparassero a entrare in un altro appartamento o se abbiano aspettato nel buio e poi derubato Paola. Una vicina per qualche istante si è allarmata sentendo la sua cagnolina. Che abbaiava come una matta dalle 8:40, faccio conto fino a poco prima delle 9. L'ha sentita proprio abbaiare, infatti la mia vicina si è affacciata per vedere insomma, se c'era qualcosa, ma non si è accorta di nulla e per fortuna al cane non hanno fatto niente, almeno quello insomma. I ladri hanno messo le mani sui contanti trovati nel cassetto del comodino del figlio 26enne. Studente, quindi sì, quei pochi soldi che ogni tanto si mette via. Vabbè, comunque l'importante è che non abbiano fatto danni gravi, insomma, e che la cagnetta, visto che era lì, che non le hanno fatto niente, perché visto che abbaiava magari nel disturbo e magari le facevano qualcosa, insomma. Nello stesso condominio, così come in altre palazzine della via, c'erano già stati dei furti anche nel recente passato, un paio di settimane fa. In un'occasione erano stati razziati anche dei garage.